Visita stamani del governatore Schifani al dissalatore di Porto Empedocle e del sottosegretario di Stato Morelli. Forte le proteste dei cittadini per l'opera oggi davanti alla centrale Enel. Un vasto incendio nella notte all'interno della Villa Bonfiglio ha distrutto la tenda della comunità missionaria Porta Aperta. Tante le manifestazioni di solidarietà. La segretaria regionale del Movimento Azzurro Donna interviene sull'approvazione bipartisan del decreto legge al Senato che introduce il reato di femminicidio. Cattolica Eraclea ha celebrato Vincenzo Mulei, il giovane ucciso dalla mafia, a lui intitolata l'aula magna della scuola. Affidati i lavori di manutenzione per il primo biennio delle strade del libero consorzio di Agrigento per il presidente Pendolino, presto la viabilità andrà gradualmente migliorando. Intitolato il Museo di Licata a Gioacchino Latorre, questo quanto deciso dalla commissione toponomastica presieduta da Francesco Pira, sociologo. Il parcheggio pluripiano di Agrigento sarà intitolato a Gianni Tuttolomondo, già consigliere comunale e assessore. Buongiorno. Buongiorno, benvenuti con TV Notizie di oggi, giovedì 24 luglio. Dissalatori, visita stamani all'improvviso del governatore Schifani a Porto Empedocle. Da agosto l'acqua nelle condutture grazie ai 100 milioni investiti nella regione. Risultato concreto nella lotta alla crisi idrica. Il nostro servizio. Questa mattina il presidente della regione Schifani, accompagnato dall'assessore all'energia Francesco Colianni, dal prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, dal capo della protezione civile regionale Salvo Cocine e dal sindaco di Porto Empedocle Calogero Martello, ha effettuato a sorpresa un sopralluogo nell'impianto di Porto Empedocle. Per verificare lo stato dei lavori nella struttura dell'Agrigentino sono stati completati il riempimento delle condotte di adduzione a scarico a mare, i test elettrici, idraulici e l'osmosi inversa. Schifani ha dichiarato durante il sopralluogo che dei progressi raggiunti a Porto Empedocle l'obiettivo che ci eravamo prefissati si avvicina e i tempi sono stati rispettati. Dai primi di agosto entreranno in rete fino a 120 litri di acqua al secondo, che aumenteranno la dotazione idrica per un bacino di circa 200.000 persone, una risposta concreta alle popolazioni più colpite dalla crisi idrica. Quando i tre impianti saranno pienamente operativi insieme ad altre fonti attivate in questi mesi, sarà possibile alleviare le difficoltà nella provincia di Agrigento, Trapani e Caltanissetta, tra le più colpite dalla siccità. Schifani ha poi sottolineato l'impegno del suo governo nell'ammodernamento delle infrastrutture. Abbiamo investito non solo in nuove fonti di approvvigionamento, ma anche nel rifacimento delle reti, un'azione mai vista in passato che oggi inizia a dare i suoi frutti. Ecco, eccola qua. Bene. L'acqua per Porto Empedocle e per Agrigento, da bere, 120 litri al secondo entro i primi di agosto. I nostri sacrifici sono premiati e anche quelli degli agrigentini saranno esauriti. I tre impianti di dissalazione sono realizzati da Acciona, azienda leader del settore del trattamento delle acque, e saranno gestiti da Sicilia Acque, società del gruppo Italgas. La Regione ha finanziato non solo i dissalatori mobili di Gela, Porto Empedocle e Trapani, ma anche il revamping dell'impianto fisso di Porto Empedocle, operando con tempi celeri e secondo un modello virtuoso di collaborazione pubblico-privato che ha coinvolto la struttura commissariale nazionale Italgas tramite la controllata Sicilia Acque, responsabile della gestione. I container con le attrezzature sono arrivati a giugno. Per la gestione la manovra finanziaria in esame all'ARSI prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro da parte della Regione, a cui si aggiungeranno 21 milioni di euro erogati dallo Stato. Ed è intervenuto anche il Comitato Civico Mare Nostrum per dire la sua contro il dissalatore di Porto Empedocle e servizio. Dopo la visita inaspettata e improvvisa di oggi del governatore Schifani al dissalatore di Porto Empedocle alla centrale Enel, in tarda mattinata anche quella del sottosegretario di Stato Alessandro Morelli e del commissario straordinario all'emergenza idrica Nicola Dell'Acqua, per verificare l'efficienza del dissalatore che entrerà in funzione a breve.
A tal proposito il Comitato Civico Empedoclino Mare Nostrum, nella sua nota stampa a firma di Maurizio Cimino, ribadisce ancora una volta la loro posizione. Relativamente all'installazione dei dissalatori sulla spiaggia in un'area in concessione Enel, era stata proposta da parte del Comitato Spontaneo Mare Nostrum una petizione che riassume in 6 punti tutti i dubbi e le perplessità di una decisione che agli empedoclini è apparsa non solo irrispettosa del territorio perché calata dall'alto, ma al contempo di grave pregiudizio per lo sviluppo economico della cittadina marinara, che già da tempo ha individuato nei propri strumenti di programmazione urbanistica ed economica la zona ovest del bacino portuale come quella destinata, perché naturalmente evocata, al potenziamento della ricettività turistica connessa ad un utilizzo sostenibile della risorsa litorale. Sicuramente non può essere quello industriale. Il Comitato Mare Nostrum sarà pertanto presente sui luoghi con i propri aderenti e simpatizzanti per consegnare alle istituzioni che interverranno all'incontro una copia della petizione già sottoscritta da oltre 500 cittadini e presentata nel corso del Consiglio Comunale straordinario dello scorso 10 luglio, nella quale si richiede in buona sostanza lo spostamento del dissalatore nella sua installazione definitiva, previsto nella fase 2, nell'area pubblica industriale ex ASI, dove già esistono tutte le opere murarie e le tubazioni di proprietà della Regione Siciliana. E per l'occasione vediamo alcune interviste realizzate proprio stamani, sono interviste di protesta proprio per il dissalatore della centrale Enel. Sono stati tanti i cittadini che hanno partecipato all'evento. Le interviste. Legambiente, assieme ad altre associazioni ambientaliste, in particolare Mare Amico, sostiene non da ora ma dal suo insediamento questo comitato spontaneo. Legambiente ha rilevato già da molti mesi l'enorme impatto ambientale ed economico di quest'opera, che si intende definire provvisoria, ma che abbiamo capito, visto e saputo che provvisoria non è, e quindi a questo enorme impatto ambientale ed economico abbiamo formulato dei quesiti e attendiamo delle risposte serie che fino ad oggi non abbiamo avuto. Della particolarità di quest'area, che giustamente per noi è un fatto non soltanto di tutela del mare e della spiaggia, cosa già questa che merita una battaglia, ma anche è un luogo identitario perché è la spiaggia di Pirandello e di Camilleri. Altre zone della Sicilia hanno fatto le loro fortune sui nostri scrittori. Ora andare a deturpare queste zone da noi, io ero presente 2 giorni fa quando c'è stato Viva Vigata, la vera Vigata, c'era il regista Andò che ha parlato della speculazione, quindi della mancata ricchezza che questi luoghi, dico Porto Empedocle ma anche Agrigento e tutto il circondario hanno avuto. Ha chiesto al proprietario della casa di Punta Secca, tra l'altro scusa, ha detto che si vergogna, si sente un lago. E questo stavo dicendo, ha chiesto come si sentisse lui rispetto, guardando questa bellezza dei nostri luoghi, rispetto al fatto che si sia lui stesso arricchito perché fa profitto con quella casa, ma soprattutto tutto il circondario rispetto alle nostre zone. E lui senza tentennamenti ha proprio detto: mi sento un ladro. Anche il WWF Sicilia è intervenuto sul dissalatore di Porto Empedocle, una scelta sbagliata e mancata trasparenza sulla scelta del sito. Il nostro servizio. Il WWF Sicilia interviene oggi sul dissalatore di Porto Empedocle, il sito individuato dall'Enel per la realizzazione dell'opera solleva forti dubbi e preoccupazioni sotto vari profili tecnici, ambientali e urbanistici. La scelta del sito Enel, afferma il WWF Sicilia, è avvenuta in assenza di uno studio comparato, non sono state valutate alternative già attrezzate come la zona ASI, dove fino al dicembre 2024 era previsto il revamping di impianti esistenti, come si sta facendo sia a Trapani che a Gela. Nel progetto attuale mancano elementi essenziali, non è considerata la vecchia condotta tra la centrale e l'acquedotto né lo scarico della Salamoia. L'unico elemento
intervento, afferma il WWF Sicilia, presente la presa d'acqua da un ambiente gravemente inquinato come il porto. Lo scarico della Salamoia è previsto a soli 50 metri dalla battigia, in prossimità della spiaggetta di Marinella, zona balneare turistica e naturisticamente sensibile. A oggi, continua il WWF Sicilia, non è stata fornita alcuna prova che escluda la presenza di sostanze inquinanti oltre all'elevata salinità. Si tratta di un impatto potenzialmente reversibile sulla salute pubblica, sull'ecosistema marino, sulla biodiversità. La zona interessata è infatti sede di nidificazione di specie protette come la tartaruga marina caretta caretta e il fratino, già minacciate dalla pressione antropica e dai cambiamenti climatici. Questo impianto potrebbe compromettere definitivamente anche lo sviluppo turistico urbanistico empedocrino. Inoltre WWF chiede quale possa essere l'interesse di Enel nel proporre oggi questo progetto in un'area industriale di sua competenza. Durante il recente Consiglio Comunale straordinario, l'ingegnere Sansone, delegato del commissario straordinario dell'acqua, ha dichiarato che l'impianto sarà donato al Comune per un utilizzo illimitato, un'affermazione grave che solleva ulteriori interrogativi. Chi ha autorizzato tali decisioni? Quali saranno gli effetti a lungo termine per il territorio? Le richieste del WWF Sicilia si sintetizzano così: perché non è stato scelto il sito AZI già infrastrutturato, meno impattante e lontano dalla costa? Quali garanzie reali esistono per evitare l'inquinamento di una zona balneare ad alta vocazione turistica? Perché sacrificare le potenzialità di sviluppo sostenibile di una città per una scelta discutibile e imposta? Il WWF, insieme ai cittadini, famiglie, operatori turistici e realtà locali, ribadisce ancora il no a questa scelta insensata. Un vasto incendio si è sviluppato nella notte all'interno di Villa Bonfiglio ad Agrigento. Le fiamme hanno completamente distrutto la tenda della comunità missionaria Porta Aperta, una realtà da anni che è impegnata nel sociale e nel sostegno ai più fragili, dove opera Maria Grazia Pillitteri, fondatrice della struttura. Il nostro servizio. Un vasto incendio si è sviluppato questa notte all'interno della Villa Bonfiglio ad Agrigento. Le fiamme hanno completamente distrutto la tenda della comunità missionaria Porta Aperta, realtà da anni impegnata nel sostegno ai più fragili, dove opera Suor Maria Grazia Pillitteri, fondatrice della struttura, insieme ad altre sorelle. L'incendio si è esteso rapidamente al costone roccioso sovrastante e ha raggiunto via Crispi, coinvolgendo alberi e vasta vegetazione. Momenti di grande apprensione si sono vissuti per la presenza di più bombole di gas all'interno della stessa struttura. Sul posto per ora hanno lavorato più squadre dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area, evitando una possibile tragedia. Le indagini sono state avviate dalle forze dell'ordine per cercare di capire la natura dell'incendio. Intanto la comunità ecclesiale della città di Agrigento, a cui si unisce anche l'arcivescovo Damiano, esprimono profonda vicinanza e solidarietà alla comunità missionaria Porta Aperta, colpita dal grave episodio che ha visto la completa distruzione a causa di un incendio della tenda collocata all'interno di Villa Bonfiglio. Quella struttura rappresenta infatti un simbolo riconosciuto di accoglienza e inclusione, svolgendo un ruolo importante nel tessuto sociale della nostra città. In attesa che le indagini facciano piena luce sulle cause del rogo, l'auspicio è che si possa al più presto restituire alla cittadinanza questo spazio di incontro e fraternità prezioso per tutti. Anche se tutto lo lascia pensare, si spera che la matrice dell'incendio non sia dolosa, perché farebbe registrare una ferita profonda per l'intera comunità agrigentina. E il sindaco di Agrigento Miccichè interviene a seguito dell'incendio divampato poco prima dell'alba oggi a danno della tenda della comunità Porta Aperta a Villa Bonfiglio. Il sindaco afferma: mi sono recato di primo mattino alla villa. Ho purtroppo constatato che l'incendio ha completamente devastato la tenda della comunità missionaria Porta Aperta, da anni presidio di sana aggregazione giovanile e di crescita civile per la nostra città. State vedendo appunto delle foto. L'amministrazione comunale si adopererà per contribuire
al ripristino della struttura affinché possa tornare a essere luogo di speranza e di solidarietà. Esprimo piena vicinanza e gratitudine, afferma il sindaco Miccichè, alle suore che animano con passione e dedizione questa straordinaria realtà di volontariato, autentico punto di riferimento per la comunità agrigentina. E sul rogo che ha devastato la tenda della comunità missionaria Porta Aperta è intervenuta oggi anche la parlamentare agrigentina del Partito Democratico Giovanna Iacono, affermando: è una ferita per tutti coloro che vedono in quel luogo un piccolo faro di socializzazione e solidarietà. In serate troppo spesso vuote e a volte inquinate da episodi di violenza, la comunità guidata da Suor Maria Grazia Pellitteri da anni svolge un ruolo prezioso e insostituibile nel nostro territorio, offrendo attraverso la mensa della solidarietà un sostegno a chi si trova in difficoltà. E anche Francesco Picarella, nella sua qualità di presidente della delegazione della Confcommercio di Agrigento, afferma: siamo profondamente rattristati nell'apprendere del violento incendio che questa notte ha completamente distrutto la tenda della comunità missionaria Porta Aperte presso la Villa Bonfiglio di Agrigento. Come rappresentante della Confcommercio di Agrigento ribadiamo la nostra piena solidarietà ai volontari, agli operatori, a tutte le persone coinvolte in questo progetto di grande valore civile e umano. Siamo vicini a voi con cuore e mente, consapevoli dell'importanza che tale realtà riveste per Agrigento e per chi ogni giorno beneficia del vostro impegno. La notizia ha causato forte preoccupazione sia per l'integrità della struttura che per il pericolo rappresentato dalle bombole di gas presenti al suo interno. Ci rattrista, conclude Picarella, pensare che in un luogo così significativo per il sostegno sociale e spirituale della nostra comunità sia stato così gravemente danneggiato. E la segretaria regionale del Movimento Azzurro Donna, Maria Antonietta Testone, a margine del voto a Palazzo Madama del testo di legge che prevede dall'ergastolo al sequestro dei beni per chi verrà ritenuto colpevole di femminicidio, interviene con la sua nota ai servizi. La segretaria regionale del Movimento Azzurra Donna, Maria Antonietta Testone, a margine del voto a Palazzo Madama del testo del decreto legge che prevede l'ergastolo, il sequestro dei beni per chi verrà ritenuto colpevole di femminicidio, interviene oggi affermando l'approvazione bipartisan al Senato del disegno di legge che introduce il reato di femminicidio rappresenta un passo importante e significativo del percorso legislativo che riguarda uno dei crimini di cui purtroppo si continuano a raccontare tragicamente quasi ogni giorno. La nuova legge prevede, oltre al carcere per i responsabili, campagne di sensibilizzazione e iniziative formative e didattiche nelle scuole per evidenziare la pericolosità dell'utilizzo di sostanze stupefacenti, psicotrope o che possono alterare la coscienza per prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale. Dobbiamo continuare a impegnarci, afferma la Testone, con l'attivazione di misure e di interventi per far sì che episodi come questi finiscono con l'appartenere al passato e non al nostro futuro. I tanti episodi di violenza, conclude Maria Antonietta Testone, che sempre più frequentemente hanno come apice la morte di una donna, necessitava di un passaggio politico importante che istituisse proprio il reato di femminicidio. Cattolica Eraclea celebra Vincenzo Mulè, intitolata al pastorello ucciso dalla mafia, l'aula magna della scuola media. Stiamo ricordando Vincenzo Mulè, una giovane vittima innocente di mafia, e abbiamo deciso di dedicare l'aula magna della scuola media per far conoscere anche alle nuove generazioni Vincenzo Mulè. Quindi siamo orgogliosi di fare questo evento con la presenza di Sua Eccellenza il Prefetto, il Questore, il Comandante della Finanza, il Capitano dei Carabinieri. Sono stati subito tutti vigili attenti
a venire qua a Cattolica. L'intitolazione di un'aula magna è un evento molto importante che racchiude diversi significati, in particolare l'intitolazione dell'aula magna del plesso continuo al giovane Vincenzo Mulè vuole riaffermare il valore della memoria, il valore della cittadinanza, della democrazia, ma soprattutto anche riaffermare il valore della scuola, il ruolo di centralità della scuola nella lotta contro la mafia. La scuola infatti fa vivere costantemente, quotidianamente agli alunni esperienza di comunità, di democrazia, di partecipazione e quindi è importante nella lotta contro la mafia e per cui l'iniziativa del Comune di intitolare quest'aula magna al giovane Vincenzo Mulè morto appunto per mano mafiosa, che il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto hanno sostenuto fortemente, riveste questo alto valore simbolico per tutta la comunità, non solo per la comunità scolastica ma anche per tutta la comunità di Cattolica Eraclea. Sicuramente è un segnale che dobbiamo trasferire alle giovani generazioni, indubbiamente, perché le vittime innocenti di mafia, che oggi sappiamo che ammontano più di 1 migliaio, ovviamente non solo vanno ricordate, ma devono servire da monito perché i giovani possano essere sempre più impegnati nel civile e soprattutto essere sensibilizzati a portare avanti anche iniziative nei rispettivi territori, iniziative che devono essere improntate sulla legalità, sulla trasparenza. Io ritengo che chi ha immolato la propria vita, sia vittime innocenti di mafia, ma sia coloro che hanno rappresentato le istituzioni, devono sempre essere prese come segnali di riferimento, un punto di riferimento importante nelle comunità locali, perché non dobbiamo considerare di essere avulsi da un contesto generale in cui tutta la società civile deve svolgere il proprio ruolo. Quindi in questi momenti vede coinvolta l'amministrazione comunale che sta dando un segnale tangibile di vicinanza e di istituzione al territorio, valorizzando un ragazzo che adesso non è più tra di noi, ma che appunto è stato coinvolto inconsapevolmente in una faida di mafia. Quindi lode al Comune per questo momento di interessamento della comunità locale. Però soprattutto, come ho appena detto, sensibilizziamo molto i ragazzi, perché da parte loro noi ci dobbiamo aspettare veramente un impegno civile e soprattutto segnali solidi nei territori. Questo è un po' il messaggio che dobbiamo lanciare e oggi io sono a questo momento, proprio perché nella qualità di rappresentante delle istituzioni del governo non posso mancare, le istituzioni devono far capire che sono presenti nei territori e soprattutto devono lanciare questi segnali di vicinanza. Continua l'impegno del Libero Consorzio Comunale di Agrigento presieduto da Giuseppe Pendolino per il miglioramento delle condizioni delle strade di propria competenza. È stato infatti firmato il contratto d'appalto per l'affidamento dell'accordo quadro biennale per i lavori di manutenzione straordinaria che riguardano un numero considerevole di strade del comparto Ovest. Il contratto è stato sottoscritto dal segretario generale del Libero Consorzio Pietro Amorosia, dal direttore del settore infrastrutture stradali Michelangelo Di Carlo, dal legale rappresentante dell'impresa San Francesco, con sede a Favara, aggiudicataria della gara per un importo contrattuale complessivo di 1.318.000 euro più IVA. Il presidente Giuseppe Pendolino evidenzia come grazie all'impegno del Libero Consorzio Comunale di Agrigento la situazione della viabilità interna vada progressivamente migliorando dopo anni di insufficienti trasferimenti alle ex province che non hanno reso sempre possibile una puntuale manutenzione dei vari tracciati. Tra le strade interessate, ne citiamo qualcuna, c'è la strada della Valle dei Templi, la Panoramica, la Real Monte Caporossello, la Montallegro Cattolica Eraclea, la Cattolica Eraclea, strada statale 115 fino a Eraclea Minoa, la Ribera Cianciana e la Ribera Secca Grande. E si è riunita a Licata la commissione toponomastica presieduta da Francesco Pira. Il museo sarà intitolato a Gioacchino Latorre, eminente archeologo. Sentiamo Francesco Pira.
con vero piacere che annuncio che la commissione toponomastica del comune di Licata, che ho l'onore di presiedere e che è composta da 6 componenti, la professoressa Giuseppina Incorvaia, il notaio Arianna Armenio, il geometra Lorenzo Peritore, il ragionier Pierangelo Timoneri e come componente di diritto il professor Francesco Laperna, ha provveduto nell'ultima riunione a rispondere, erano assenti 2 componenti su 6, a rispondere a quelle che sono le istanze che ci sono pervenute, l'atto di indirizzo che ci è pervenuto dal sindaco relativo all'intitolazione del museo archeologico al professor Francesco Latorre. All'unanimità la commissione ha dato un parere favorevole. Il professor Francesco Latorre, docente dell'Università di Messina, è sicuramente uno degli archeologi più importanti, più conosciuti al mondo, ed ha curato tantissimi scavi sul nostro territorio. Amava tantissimo Licata, era conosciutissimo, e quindi speriamo che presto l'intitolazione possa essere portata avanti. Nell'ultima riunione sono state deliberate, su proposta anche della vicepresidente, l'intitolazione di un'area di circolazione alla preside Giuseppina Severino, alla marchesa Maria Cannarella di Scuderi, poetessa, pittrice e scrittrice licatese, e anche abbiamo deliberato l'intitolazione di un'area di circolazione alla compianta professoressa Tullia Fiocco Ciancio, pittrice e docente licatese, molto amata. È stata anche proposta l'intitolazione a un'area di circolazione al professor Carmelo Federico, importante botanico e naturalista di origine licatese, a cui è stata intitolata anche a Palermo una biblioteca del WWF, e anche al Marò Vincenzo Nicastro, caduto in guerra. È stata una seduta davvero interessante, ma la commissione toponomastica, grazie anche al lavoro degli uffici, io ringrazio tantissimo chi negli uffici ci collabora, e collabora anche l'amministrazione comunale, che ringrazio a partire dal sindaco avvocato Angelo Balsamo per la fiducia che ci ha dato, e credo che sia i dipendenti che attualmente lavorano all'interno della nostra struttura, tra cui il geometra Ruvio, che è appunto segretario della commissione, ci hanno dato un fortissimo supporto. Ricordo che la commissione toponomastica ha sbloccato l'intitolazione di oltre 100 strade, ne ha proposto l'intitolazione nei mesi di lavoro di 24, di cui 12 donne, tra queste le 2 costituenti Bianca Bianchi e Maria Maddalena Rossi. È stato intitolato il giardino letterario ad Oriana Fallaci. Sono state intitolate delle strade tra le altre a Vita Atria, vittima della mafia, e Angela Elisa Spina, una dottoressa licatese davvero molto amata dalla nostra popolazione. È stata poi intitolata la villetta vicino il Villaggio dei Fiori, vicino allo stadio Calogero Saporito, al giudice Rosario Livatino, che già aveva intitolata una strada, e poi addirittura sono stati è stata già apposta la tabella per una strada intitolata ad un compianto parroco licatese, Don Mario Capobianco, proprio nei pressi della chiesa che lui stesso ha voluto nel quartiere Oltreponte. Si tratta di un lavoro costante che è stato fatto dalla commissione toponomastica. Naturalmente sarà nostra cura, che ho l'onore di presiedere, una commissione che ha lavorato nonostante il caldo e tantissimo, sarà nostra cura fornire ulteriori dettagli nei prossimi giorni. Linea alla regia per la pubblicità.
presentato a Palazzo dei Normanni il progetto MIR, Musei in Rete, finanziato con i fondi PNRR dall'Università La Sapienza di Roma. È un progetto innovativo avviato in partnership con ANCI Sicilia, l'Associazione dei Comuni Italiani e l'Università degli Studi di Palermo. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Questo progetto cosa significa per i comuni siciliani? Significa poter fare quello che non sono riusciti a fare fino ad ora in un settore difficilissimo, per forza di cose, non per scelta. Talvolta il museo comunale non è tra le priorità, mettiamola così. Invece deve essere tra le priorità perché è un attrattore potente, perché valorizzato diventa un modo per far conoscere l'intero territorio e far conoscere di più la Sicilia, perché grazie a 200 musei meno conosciuti si stimola di più l'interesse a visitare la Sicilia, a fare delle esperienze, a restare, a conoscere le comunità, anche quelle piccole, quelle che noi diciamo sono sempre in area di spopolamento, ma che in realtà poi offrono oggi qualcosa che non si trova altrove, una vita tranquilla, la qualità dell'aria, del cibo, quindi forse qualche servizio in meno, ma tanto di più rispetto a quello che c'è in una grande città. L'obiettivo della Fondazione Meno è mettere in connessione memorie e nuove opere, quindi il patrimonio culturale con le nuove produzioni contemporanee, e cerchiamo di fare tutto questo con una forte relazione con lo sviluppo delle città, piccole o grandi che siano. In cosa consiste questo progetto MIR? Il progetto valorizza un'attività già avviata da ANCI Sicilia con la creazione della rete dei piccoli musei siciliani e cerca di dare a questi piccoli musei, che non hanno la forza né di promuovere in termini turistici e di comunicazione in genere le loro collezioni, le loro attività, e tutti quegli strumenti di gestione, di governance che possono aiutarli a diventare soggetti attivi innanzitutto nelle comunità locali, per i residenti, per le comunità, per i bambini come per gli anziani, e al tempo stesso diventare un motore anche di sviluppo economico per i territori. Il progetto MIR è una scommessa, parte come un progetto pilota che mette insieme 6 comuni dell'intera regione, ognuno esprime un'offerta culturale specifica e l'obiettivo è quello di farli dialogare, anzi di farli progettare insieme un'offerta culturale che sia esperienziale, quindi dare la possibilità al turista di venire in Sicilia o per coloro che già sono qui in Sicilia e attraversare dei percorsi esperienziali all'interno di questi musei che vogliono essere non luoghi di conservazione, ma luoghi in cui il visitatore possa esprimersi come visitatore, quindi come protagonista, come attore di un percorso culturale che anche lui contribuisce ad delineare. E il parcheggio pluripiano di via Empedocle sarà intitolato a Gianni Tuttolomondo, già consigliere e assessore del comune di Agrigento. La cerimonia ufficiale, alla presenza del sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, si terrà domani 25 luglio alle ore 11 all'ingresso del parcheggio. Con questo gesto simbolico la città intende rendere omaggio alla figura di Gianni Tuttolomondo, un amministratore appassionato in prima linea per il miglioramento dell'accessibilità per le persone con disabilità e difficoltà di deambulazione, figura di esempio per la comunità che sin dal suo insediamento si è distinta per un progetto lungimirante di graduale eliminazione delle barriere architettoniche ad Agrigento a tutela dei diritti dei disabili e a servizio dei più deboli. Alla cerimonia saranno presenti le istituzioni, familiari, amici e cittadini che hanno condiviso con Gianni Tuttolomondo il suo percorso umano e amministrativo. E questa era l'ultima notizia per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.